Benvenuti a questa nuova puntata di Calcio e Mercato. Siamo sempre qui con voi a raccontarvi di calcio e mercato e le facciamo con grandi ospiti. Innanzitutto io devo, come dire, inchinarmi a un pezzo di storia del calcio italiano perché con noi abbiamo Alberto Urban. Benvenuto mister. Ciao Pippo e ciao a tutti, ciao Andrea. Con noi come di consueto, ovviamente ti ho messo prima come prima donna, mister, ma non voleva essere un'offesa per la bravissima Vincenza, come ti chiamo Vivi? O Viviana, come vuoi? Come Vincenza preferisci, Gallo. Viviana va bene anche Viviana, ciao Basta che Pippo. ti chiamo, ciao. Assolutamente sì, Benvenuta. bentrovati. Calciomercato, abbiamo come al solito il grandissimo collegamento, ma ti aspetta perché a te ti becco subito che aprirai con... So che c'hai una bomba che ti sta per esplodere, però prima il nostro ospite, il tecnico mister Andrea Spinelli. Salve, buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati. Ciao Alberto. Ciao Andrea. Mandatevi pure un paio di bacini, ci sta tutto quanto, non c'è problema. E come vi dicevamo, passiamo subito la palla alla notizia del giorno, anzi dell'ora, e che dico dell'ora, del momento, del secondo, di pochi attimi fa. Attilio, io non dico niente, ti passo direttamente la parola, ti do il benvenuto e lo schermo è tutto tuo. Attilio Malena. Innanzitutto buon pomeriggio a tutti e ben trovati. Si dicevi benissimo, anche perché il Cosenza sta provando a concretizzare quello che sarebbe realmente un bel colpo di mercato. Sorpresa, i lupi silani hanno ottenuto in giornata il sì di Izan Sakho, calciatore classe 1997 del Nizza, che può ricoprire tutti i ruoli nel reparto offensivo, può giocare da trequartista, può giocare dalla destra e dalla sinistra. Un grande talento, scelto come uno dei calciatori maggiormente promettenti della sua generazione. Il Cosenza, come detto, a sorpresa ha incassato il sì di massima con il calciatore che avrebbe assolutamente voglia di una nuova avventura lontano dalla Francia per dimostrare il suo valore in Italia. Il Cosenza ci sta lavorando ormai da almeno più di un mese abbondante. Il direttore sportivo Stefano Trinchera sta limando gli ultimi dettagli per regalare eventualmente a Roberto Chiuzzi una pedina che potrebbe essere senza dubbio funzionale e porterebbe quel fattore classe in più che probabilmente mancava. Per cui il Cosenza, per chi si fosse messo in collegamento proprio in questi minuti, è molto vicino a raggiungere l'intesa di massima anche col Nizza, oltre che quella già ottenuta con il calciatore per Izan Sakho dal Nizza. Classe 1997, duttile, può ricoprire tutti i ruoli alle spalle della punta, per cui il Cosenza non è fermo assolutamente, si muove anche a sorpresa come in questo caso. Bravissimo come al solito. Puntualissimo come al solito Attilio. Io però adesso farei fare la scheda proprio a Vincenza che giustamente ci ha lavorato e ci dà tutte le informazioni. Intanto può andare, come si dice fra virgolette, il mutuo del giocatore. La parola a Vincenza Gallo ci presenta la carriera di Izan Sakho. Grazie Pippo. Allora, Izan Sakho, calciatore francese, centrocampista del Nizza, acquistato con valore attuale di mercato 1.060.000, 1,83 per 70 kg di peso, nasce nel 19 luglio del 1997, come diceva prima Attilio Malena, centrocampista, trequartista, sostanzialmente un esterno destro, molto duttile, rapido e veloce, dotato di un buon cambio di passo, molto abile anche tecnicamente. Può giocare quindi sia come centrale che sulla fascia. Per quanto riguarda la carriera, ha esordito con la prima squadra dello Strasburgo l'8 gennaio del 2016 e vince 2-0 contro il Belfort. Nel 2017 ha conquistato sempre con lo Strasburgo 2 promozioni consecutive e ha debuttato in League con il club alsaziano fino al 2021. Nel 2018 quindi firma con il Nizza per 2 anni, in totale ha segnato ben 7 reti. Quindi speriamo di poter concludere questo acquisto e che arrivino novità assolutamente positive dal nostro DS Trinchera. E da un furetto a un altro furetto, mister Alberto Urban. Beh, voglio dire, ancora non abbiamo trovato l'Urban del futuro, ma tu penso che un po' ti stai aggiornando, conosci un po' la situazione di mercato, un po' di tutte quante le squadre ovviamente, ma segui come al solito il Cosenza. Sì, sicuramente, però devo anche dire che è un mercato quest'anno molto difficile.
è appena finito un po' tutto, un'annata un po' particolare in tutti i sensi, sia nel pallone sia nella vita, e sto notando tantissime squadre di Serie B che stanno andando su tantissimi ragazzi della primavera o dei calciatori bravini della Serie C. È un mercato ancora fermo, neanche vero che il campionato fra un po' è alle porte e dobbiamo fare questa rosa perché abbiamo, secondo me, in ritiro 7-8 calciatori che possono far parte della rosa, e c'è bisogno di inserire subito quei giocatori che purtroppo sono andati via e vanno subito sostituiti. Non c'è tanto tempo ancora perché il campionato è alle porte e non vorremmo anche quest'anno partire un po' in ritardo con la squadra, sarebbe un peccato. Mister Spinelli, mister Urban, tra altre cose, mister, io ti aspettavo su una panchina, so che hai vinto il campionato, poi non ti hanno confermato, però questa cosa la approfondiremo, mister Urban. Mister Spinelli, voglio dire, mister Urban ha messo Alberto, avete giocato insieme, sì? No? Sì. Sì. Tu eri un giovanotto, eri un bambinello. Tanti anni fa. Qualche anno addietro. Ha messo il dito nella piaga, il Cosenza è in ritiro con praticamente 12 giocatori titolari più 12, ci ho aggiunto anche il nuovo arrivato Falcone, sono in realtà utilizzabili 7-8 visto che c'è anche Schiavi che ha praticamente è fermo a casa perché, come tutti sapete, è risultato positivo al coronavirus, è asintomatico, però deve fare la quarantena in affidamento fiduciario, come si dice lui, a casa. Mister Spinelli, si parte con l'handicap, si parte male, ma veramente male. Ma guarda, forse effettivamente se si parla di programmazione, effettivamente siamo in ritardo, perché comunque c'è una rosa e una squadra che va ricostruita. Ma ogni anno, magari forse adesso ci siamo anche abituati, può essere un percorso che traccia il presidente insieme al direttore. Comunque, al di là di tutto, va fatto un plauso a Trinchera perché ogni anno è stato in grado, attraverso il budget designato dalla proprietà, comunque di allestire una squadra sempre competitiva. L'abbiamo detto già con il passare del tempo, sempre ragazzi interessanti, ragazzi che comunque si addicono a quelle che potrebbero essere le richieste del tecnico, ed è normale che siamo abituati purtroppo a soffrire, visto e considerato che ecco, bisogna attendere o bisogna stare alla ricerca di questi ragazzi, come diceva Alberto, a ripescarli nelle categorie inferiori, oppure qualcuno che purtroppo è a fine contratto o che è svincolato. Quindi l'handicap è quello di non amalgamarsi al più presto, visto e considerato che comunque alle porte c'è un campionato importante, c'è un campionato che comunque ha sempre dimostrato che la programmazione è quella principale, e quindi speriamo nella forza di Trinchera di poter scegliere al più presto possibile dei calciatori che si idonei a quello che è il progetto del tecnico. Assolutamente, e prima di passarti la palla a te Paola, no, Viviana, scusa, Vincenza, Vivi, prima di passarti a te la palla, io volevo mettere a punto un discorso che è raccolto freschissimo questa mattina. L'allenatore della Salernitana, Castori, si è lamentato perché la Salernitana ha giocato un triangolare con la San Benedettese e il Metelica. E una partita l'ha vinta, l'altra l'ha pareggiata. Alla fine dell'allenamento di questo triangolare, Castori si è arrabbiato perché, come i colleghi giornalisti gli facevano notare, lui praticamente ha 7 titolari, solo 7 titolari, e ha detto: io non posso continuare a lavorare così con 7 titolari. Parabola significa: il Covid, come ci raccontava mister Urban, ha lasciato uno strascico lungo, per il semplice motivo che il campionato è finito neanche da 25 giorni, fra play-out, play-off e così via dicendo. Tant'è che il Chievo è andato, mi pare, ieri in ritiro, il Chievo che ha disputato poi, si è giocata la massima serie. Dobbiamo dire che è assolutamente... la situazione è così per tutti, è vero Paola? No, Vivi?
Valentino, dimmi Valentino, posso chiamarti Valentina? Scenditi un nome che te lo do. Pippo, ti posso chiamare Valentino? Valentino, Almeno vestito di ci nuovo. scambiamo i nomi. Va bene, va bene. Allora, ascolta Pippo, io piuttosto, oltre alla domanda che mi hai posto, ci sono un paio di domande che rigiro ai nostri ospiti, fatti dai nostri telespettatori. Oltre a fare ovviamente i complimenti al mister Spinelli e al nostro grandissimo Alberto Urban, ci chiedono che cosa pensano in realtà ad oggi. Complimenti a Malena che ci ha portato lo scoop, gli devi fare pure, no? Di Attilio non possiamo dire nulla, Pippo. Attilio è bravissimo, quindi lo amiamo tutti. Come potremmo dire il contrario? A proposito di scoop, perché Sentilo, stavo verificando vai. proprio qualche minuto fa, non fa parte più della rosa del Cosenza, ma comunque svolto una stagione incredibile. Manuel Rivière, il Crotone ha fatto un'offerta importante ad Emmanuel Rivière e aspetta la risposta nel giro di 3-4 giorni, per cui Rivière ha l'ambizione da coltivare di poter comunque disputare un campionato in massima serie. Il Crotone sta provando ad accontentarlo, però Pippo, per aprire un altro discorso su quello che sostenevi tu sulla Salernitana, Castori può stare tranquillo, anche perché nelle prossime 48 ore arriverà Micai, arriverà Belec, arriverà Damonte, si sta lavorando per Buongiorno, si sta lavorando per Tutino, si sta lavorando per Palmiero e stanno concretizzando il rinnovo di Capezzi, per cui sono tutte pedine con Micai J. Rosa che presto Fabrizio Castori potrà avere a disposizione. La situazione è uguale per tutti, perché comunque al momento lui non ha i giocatori e non sa come partire il campionato. Tra le altre cose vi ricordo che il campionato inizierà il 26 di settembre, la Serie B, il 19 comincia la Serie A, però il 23 comincia la Coppa Italia. Il Cosenza non è interessato perché le squadre di Serie B entrano nel secondo turno, il secondo turno si gioca il 30, quindi 26 e 30, dopo in 3 giorni sono già subito 2 partite, quelle famose che valgono 3 punti. A te di nuovo, Evi, scusami l'interruzione. Ma figurati, vedi, Attilio basta che lo stuzzichiamo un attimo e ci dà subito delle news incredibili. Allora, quindi per entrambi ci chiedono cosa pensano di questa fase di preparazione che sfocia con l'inizio del campionato con le rosse in fase di completamento, i nostri 2 ospiti, partendo anche dal presupposto che ovviamente, come dicevamo finora in studio, probabilmente in Calabria le compagini calabresi si trovano forse un po' tutti nella stessa situazione. Tutte. La domanda è ad entrambi. Mister Urban, a te tocca. Ma dicevamo prima, è un momento di difficoltà un po' per tutte le società e appena finito tutto si sta ricominciando, sono problemi anche economici un po' per tutte le società. Io dico mancano ancora 3 settimane o poco più, sono pochi giorni, sono tante squadre che sono già pronte perché ci sono delle società che hanno mantenuto quasi lo stesso organico che avevano l'anno precedente, però bisogna muoversi, però abbiamo secondo me Trinchera, come diceva Andrea prima, ha fatto un lavoro eccezionale negli ultimi anni e sappiamo che senza giocatori bravi non potevamo fare un finale di campionato così importante l'anno scorso di una salvezza miracolosa senza togliere niente al mister Occhiuzzi che è stato l'artefice di questa cavalcata. Ma questi giocatori vanno sicuramente rimpiazzati perché sono i giocatori importanti che hanno determinato anche la salvezza l'anno scorso. È vero di puntare sui giovani, questo è vero, però vedo che si sta muovendo anche in Francia, che prendendo questo giocatore 97 che io non conosco, ma sicuramente avrà avuto delle soffiate importanti e credo che gli ultimi 3 anni ha fatto sempre un buon lavoro. Io credo molto su questo direttore, però spero che il mister Occhiuzzi possa avere in organico al più presto un po' quasi tutta la squadra perché dicevamo prima, 3 settimane inizia il campionato. Mister Spinelli, la domanda è uguale che ti ha fatto Vivi? Ha detto quasi tutto Alberto, perché poi alla fine, tranne qualche squadra che ha sviolinato al vento organici importanti e che ha avuto la possibilità, vedi Monza, vedi Reggio Calabria, la Regina stessa, che ha avuto la possibilità comunque di organizzarsi in maniera anticipata rispetto a tante altre società. Il resto è tutto quanto che aspetta, il resto è tutto quanto in programmazione, rose che si devono formare. Abbiamo sentito poco fa anche Attilio che giustamente
Castori aspetterà qualche giorno, ma alla fine ecco, arriveranno dei nomi. Questa è la perplessità che forse ecco, il pubblico rossoblù si attende magari da parte della società. Ha detto benissimo prima Alberto, ci sono squadre che non si sono mosse ma che hanno comunque un organico già dell'anno precedente e quindi non hanno dei problemi perché comunque vivono su un'intelaiatura già impostata, già si conoscono e quindi è molto più facile comunque ripartire. Società magari come la nostra che in questo momento ci stanno 8-9 giocatori a disposizione del tecnico con una folta rosa di ragazzi, diventa un pochino più difficile, anche se lo abbiamo già detto, c'è il direttore Trinchera che comunque è molto attento su queste cose, sicuramente si punterà su un organico giovane, anche richiesto dal tecnico stesso, e quindi dovremmo attendere un pochino per cercare ecco, di dare nelle mani del tecnico un organico un pochino più importante rispetto a quello che sono le previsioni in questo momento. E infatti, se mi permetti Pippo, Vai, proprio per te, mister Spinelli, ti chiedono, quindi il Covid potrebbe essere solo una scusa? E poi sottolineano, se avessimo qualche giocatore di proprietà o magari sotto contratto non ci sarebbero tutti questi problemi, in realtà partiamo con 7-8 elementi. Ma guarda, al di là di tutto, sicuramente il Covid non è una causa solo e soltanto per il Cosenza Calcio, lo vediamo che tutte le società sono comunque in difficoltà di programmazione perché oltretutto ancora non sappiamo se si aprono gli stadi. È un qualcosa di molto importante per quanto riguarda le casse delle società. Le casse delle società perché è in previsione anche l'investimento successivo di quello che potrebbe essere il calciatore. Qua ti fermo, se no qua voi due ve ne andate e poi mi mandate il telegramma dall'altra parte. Qua ti fermo perché adesso voglio coinvolgere, prima però c'è un video, voglio coinvolgere dal suo territorio a Attilio Malena, però ci sentiamo prima Stroppa e sentite cosa ha detto, praticamente appena saputo il nuovo calendario di Serie A che è stato stilato ieri, dopo vi raccontiamo il Crotone come comincia, sentiamoci prima Stroppa e dopo facciamo parlare Malena. Stroppa. Che in questo momento mi preme più che altro cercare di costruire la squadra, visto che non siamo ancora una squadra e quindi il mio pensiero principalmente è questo. Nel momento in cui costruiremo la squadra e vedremo poi il proseguo di questo precampionato. Pensare che fra poco più di 2 settimane cominciamo questo campionato è un pensiero quasi inverosimile in questo momento. Quelli che ci sono si allenano benissimo, il clima è eccezionale come del resto succede nei giorni di precampionato, però chiaramente non siamo a numero per fare qualsiasi cosa che ci possa consentire di fare allenamenti in costruzione appunto della squadra. Sicuramente prima della fine del mercato costruiremo una squadra competitiva, sono molto fiducioso in questo. Sinceramente finché non cominceremo, finché non vedrò diciamo appunto la costruzione della squadra, sinceramente non saprei collocarlo il Crotone. In questo momento, essendo una neopromossa, il pensiero è quello di fare un buon campionato, di soffrire il meno possibile, ma sappiamo che sarà un campionato molto ma molto difficile. Giustamente Attilio Stroppa dice prima di vedere Cammello voglio vedere un po' la situazione come va, anche perché nell'inizio di stagione c'è anche, come dire, una specie di pugnalata per il cassiere, perché nella prima in casa il Crotone affronterà il Milan, nella seconda in casa il Crotone affronterà la Juventus. Sono 2 incassi importanti che garantivano al Crotone un budget stratosferico. Questo significa, sapete tutti, che la Serie A in Calabria è seguita e tutti quanti, non solo dalla Calabria ma anche dalle regioni vicine, quando arriva il Milan e la Juventus si muovono i treni, si muovono gli autobus. Questo significa un mancato introito che farà un po' mangiare le mani ai Vrenna. Attilio, tra le altre cose so che hai in serbo 2 colpi non da poco, a te la parola.
No, non solo due, ma a scanso di equivoci, la versione molto razionale di mister Giovanni Stroppa può essere assolutamente condivisibile nei discorsi con la società, ma anche subito dopo aver centrato la promozione, l'ex mister del Foggia è stato molto chiaro e sincero. Non resto a Crotone per fare la comparsa. Il Crotone sta cercando di accontentarlo in tutto e per tutto e credo che ormai sappia realmente come si fa. Il Crotone è anche frutto della programmazione, come abbiamo spesso detto, e credo che la Serie A non sia solamente un patrimonio per il Crotone, ma sia un patrimonio da non disperdere per tutta la Calabria. In una regione così martoriata come la nostra, poter contare su una formazione che militi in Serie A, dove comunque nel territorio in cui questa società sta facendo cose straordinarie da più di 20 anni, non c'è probabilmente quel seguito e quell'aiuto che la società si aspetterebbe. Queste sono parole mie, sono considerazioni mie e non chiaramente della società legata al Crotone. Ci servirebbe maggiore unità di intenti per permettere che il calcio lealmente possa essere volano dell'economia per il Crotone e non solo. C'è una formazione rampante come la Regina, c'è il Cosenza, quindi credo che il calcio realmente sia una delle poche note liete e positive da cui questa regione potrebbe ripartire. Fatta questa premessa, secondo me doveroso è il Crotone, confermando Marrone, prendendo Magayan che oggi firma, ieri ha sostenuto le visite mediche a Roma. Magayan ha vinto un campionato in Argentina con il Boca Junior, è stato scelto dall'Ajax come sostituto di De Ligt, arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 9 milioni di euro. Prima dell'arrivo di Dell'Orco, altro calciatore bloccato dal Crotone di proprietà del Sassuolo, bisognerà che uno dei difensori in esubero possa uscire. Il favorito è Gigliotti. Rezza sembrava un'operazione definita dall'Atalanta, il Crotone ci sta continuando a lavorare. È proprio la difesa il cruccio di mister Stroppa, perché adesso se ne trova solamente 4. Si trova Cuomo, Gigliotti, Golemic e Spolli. Sì, in attesa dell'arrivo di Dell'Orco, in attesa che poi possano completarsi anche le varie operazioni Rezza, ma il Crotone si sta concentrando, come dicevo, soprattutto sul centrocampo per individuare 2 calciatori e non uno che possano sostituire Barberis dopo aver incassato il sì di Benali. A giorni dovrebbe arrivare la risposta di Luca Cigarini, filtro ottimismo, è lui la pedina scelta per esperienza, carisma e soprattutto per qualità tecniche per sostituire Barberis, mentre un'operazione un po' a sorpresa porterebbe il Crotone ad essere vicino molto a Enrique, sempre in prestito con diritto di riscatto, nell'ultima stagione 22 presenze di proprietà dello Sporting Lisbona, e poi il Crotone cerca anche una seconda punta in attesa di buone nuove dall'Inter per quanto concerne Sebastiano Esposito, per cui tra difesa e centrocampo il Crotone ha le idee ben chiare. Assolutamente, Mister Urban, un discorso fondamentale. Oh, c'è la pubblicità, mi stanno fermando. Scaldate i motori che fra poco. Oh, mi raccomando, scrivete perché qua la vedete, ci sta il WhatsApp a cui scrivere. Però non cambiate canale adesso perché c'è la pubblicità. Ci vediamo fra poco qui su Ten, non cambiate canale. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ah, siamo di nuovo in onda. Io mi ero un attimino, mi era assiepato qui, si dice assiepato, no? E allora riprendiamo ho passato la palla a Mister Urban. Mister, il Crotone, stavamo dicendo, ha un avvio di campionato in casa con degli incassi strepitosi e non li può fare. Tra le altre cose deve mettere su una squadra e investire, perché la Serie A non è mica la Serie B, non è che ti puoi contentare dell'organico della B dell'anno scorso, no, Mister Urban? Questo è vero, difatti nelle parole di Stroppa abbiamo sentito tanta delusione, perché nella domanda che gli hanno fatto per collocare il Crotone in questo campionato ha dato una risposta, come dire, come la posso collocare se non ho ancora una squadra da giudicare? E questo, voglio dire, sono in grande difficoltà anche loro a 15 giorni dall'inizio del campionato. Dunque abbiamo visto che tante società hanno le stesse difficoltà di noi a Cosenza. Poi, come diceva prima Andrea, quest'anno sono state promosse delle squadre dalla Serie C importantissime: Vicenza, Regina, Monza e Reggiana, 3 squadre che sono retrocesse, Spal, Brescia, Lecce, con delle società veramente forti. Dunque, voglio dire, almeno sulla carta è un campionato molto difficile, è un campionato che bisogna stare attenti, perché quest'anno una partenza sbagliata veramente la può pagare durante l'arco. Bisogna stare molto se non fa degli acquisti importanti sarà veramente dura anche loro, però c'è un mercato ancora fermo e anche loro hanno le difficoltà che hanno le
Visto, tu hai giocato in Serie A, ma mica hai giocato con Zico, hai giocato con grandi giocatori. Voglio dire, il salto, ovviamente, per salvarsi con tutte queste squadre, questi organici, è un lavoro importante da fare. Cioè, c'è da organizzare una squadra e c'è da spendere tanti soldi. Ah, sicuramente, poi ci sono quei giocatori che possono essere determinanti, se non hai un paio di punti importanti che la buttano dentro viene difficile, e questo lo dimostrano tutte le squadre che sono retrocesse anche l'anno scorso. Se vai a vedere la fase offensiva erano messi un po' maluccio. Il Lecce, abbiamo visto, aveva fatto una bella 2 stagioni bellissime da Serie C, Serie A, ma se vedi un organico con i giocatori veramente di Serie A fai fatica a salvarti. Lo stesso Brescia è andato in difficoltà, voglio dire, la SPAL dopo 2 o 3 anni anche loro hanno avuto delle difficoltà importanti e sono retrocessi quando mancavano ancora 10-15 partite. Dunque se non prendi dei giocatori importanti in certi ruoli fai fatica a salvarti, e in questo momento il Crotone necessita proprio di queste cose. Assolutamente. Allora, siccome abbiamo contingentato Attilio Malena, giusto per correttezza, Attilio, ovviamente io ti chiederei della delusione Rami a Reggio Calabria e soprattutto di un po' quello che si era creato intorno all'evento, che si è sgonfiato e un po' ha fatto arrabbiare non solo il DS Taibbi, ma soprattutto il presidente Gallo, perché a quanto pare su questo affare ci stavano lavorando da più di 2 mesi. La Regina, non dimenticate che è stata una delle prime squadre a salire in B, praticamente già a giugno era già quasi tutto quanto apparecchiato, è andato in ritiro il 20 di luglio, Toscano sta allenando, però voglio dire c'è un po' una punta di amarezza, anche se a quanto abbiamo capito il colpo lo parlano molto bene, è vero Attilio? Amarezza fino ad un certo punto, ci vuole rispetto, indipendentemente se ti chiami Rami o sei l'ultimo difensore, con tutto il rispetto proveniente dalla Serie D, nonostante il calciatore sicuramente potesse far fare il salto di qualità in difesa alla Regina. La Regina su questo senso mantiene sempre una linea di coerenza, vale per le trattative che la società ha fatto in Serie C e stesso discorso per le trattative che la Regina sta portando avanti in questa campagna acquisti estiva in preparazione della Serie B. Chi non se la sente, chi non è motivato, chi realmente non sa cosa vuol dire la maglia della Regina, è meglio che non metta piede in riva allo stretto. Per questo la Regina ha virato l'attenzione su altri obiettivi per le frenate continue di Rami, un voltafaccia inaspettato dopo che comunque la società aveva prenotato biglietti e visite mediche. In questo senso Rami ha dimostrato poca serietà e poco rispetto verso una società che aveva messo sul piatto senza dubbio un grande budget per accoglierlo. In queste ore la Regina sta lavorando e per sostituire eventualmente Rami nelle idee, ma soprattutto in uscita, con Corazza che è ad un passo l'Alessandria che può prendere dopo un primo tentativo del Perugia anche Rubin. De Francesco piace moltissimo al Catania, lo stesso Blondet ha un'offerta dal Catanzaro, il Catanzaro che aspetta buone nuove da un altro attaccante in uscita dalla Regina, Sarao. Tra entrate e uscite il compito del direttore sportivo Massimo Taibbi non è proprio di quelli semplici. Assolutamente, io ti farei chiudere prima di salutarti con un volo, come dire, stretto giro di posta sulla Serie C, Branduani al Catanzaro, la Spina alla Vibonese, le squadre calabresi aspettando il ricorso del Rend, il ricorso diciamo avverso al Picerno. Cosa accadrà? Ma può accadere che il Catanzaro liberi da un momento all'altro Celiento e Derisio. Non ha ancora preso una decisione definitiva. La società del presidente Floriano Noto, entrambi i calciatori sono pronti a sbarcare nuovamente alla corte di Gaetano Auteri, questa volta a Bari. Per quanto concerne l'attacco, il Catanzaro ha messo nel mirino Bubac, che è svincolato dopo l'ultima avventura alla Vibonese. Bubac ha anche un'idea per il Bari, piace anche moltissimo Sarao, l'abbiamo detto qualche secondo fa. Invece per la Vibonese, indipendentemente poi da quello che sarà il destino e il futuro dello stesso Bubac, dopo aver accolto lo stesso Palma, la Vibonese sta preparando almeno altri 2 innesti, uno in difesa e soprattutto uno in attacco, ma senza particolare fretta, anche perché il tempo a disposizione ancora c'è, visto che quasi l'intera categoria, vale per il girone A, vale per il girone B e vale per il girone C, va a rilento per la mancanza di budget così
così corposi. Giusto per fare un esempio, il Bari che lo scorso anno si era concentrato spendendo un budget superiore agli 8 milioni di euro, in questa stagione sta attendendo occasioni di mercato, pur avendo a disposizione già una rosa competitiva da affidare ad un allenatore che ha una filosofia completamente diversa rispetto a Vincenzo Vivarini come Gaetano Auteri. E noi dopo ne parleremo della Vibonese. L'ultima domanda e ti saluto. Mal di pancia di Berardi passati? Berardi ha voglia, così come aveva voglia Bernardotto, così come probabilmente avrà voglia qualche altra pedina che lo scorso anno ha svolto un grande campionato agli ordini di Giacomo Modica. Se ci sarà la possibilità di spiccare il volo, la Vibonese non tratterrà controvoglia né Berardi né quale altro calciatore riceverà delle offerte, giusto per essere chiari. Grazie Attilio, ti saluto. Nel frattempo possiamo preparare il collegamento con l'avvocato Pierluigi Pulice, procuratore tutti conoscete, giocatore in A e in B, adesso ne parleremo con lui e io sono felicissimo di dare la parola a Michela, a Vivi. Dai, raccontaci allora, che cosa spinge i nostri Pippo, telespettatori. È un piacere rinnovare i saluti e i complimenti a Alberto Urban. Scrivono un caro saluto a Mister Urban che spero di rivedere a Cosenza in pianta stabile, un abbraccio affettuoso a voi tutti e buon lavoro, forza Lupi sempre. Andiamo però ovviamente alle domande, quelle più importanti, anche se di fatto lo sarebbero tutte, ma noi dobbiamo fare una scrematura ovviamente. Allora, chiedono, Litteri potrebbe restare in rosa e su quale attaccante punterà Trinchera per sostituire Rivière? Io questa domanda la giro pari pari a mister Spinelli, che sta qui, poverino, l'abbiamo fatto stare in silenzio, però lui con le sue antenne già ha conoscenza di fatto della rosa del Cosenza attuale. Praticamente 9... ma è una domanda da $1000, inteso sotto questo aspetto, perché è difficile parlare. Sicuramente questo è un ragazzo interessante, ma che non ha avuto le sorti della piazza a suo favore, visto alcune esternazioni che comunque erano state fatte e che comunque ha dovuto cambiare aria. È normale che oggi forse il ragazzo si è reso conto di quello che potrebbe essere la piazza di Cosenza e cosa potrebbe dargli la piazza di Cosenza, e quindi diciamo che si è messo sotto a disposizione del tecnico, si sta allenando con grande caparbietà, con grande intensità, almeno da quello che risulta proprio dai social, e devo essere sincero, non so quale potrebbe essere la strategia magari della società. Sotto questo aspetto io penso che il direttore Trinchera si stia mettendo in moto, perché il Cosenza comunque ha bisogno di una prima punta, ha bisogno, perché l'assenza comunque di Rivière, Assensio, e qualcun altro sicuramente darà la possibilità al mercato di poter portare all'interno di questa rosa uno o due attaccanti. È normale che le richieste di mister Occhiuzzi a questo punto siano veramente determinanti. Vedo in collegamento l'avvocato Pulice. Avvocato, buon pomeriggio, come va? Mi vedete? Sì, perfettamente, proprio guarda, un bijou sei, veramente, benissimo, stai molto bene. No, ti volevo chiedere, a questo punto ti giro a te la domanda, permettimi di darti del tu, ci conosciamo personalmente, se vuoi ci diamo anche il lei, da addetto ai lavori, no, visto che tu stai proprio all'interno, lavori in uno staff di procuratori molto importante, con nomi molto importanti. Alla domanda su Litteri potresti darci un accenno, ovviamente, se vuoi, non è che ti obbligo. Preferisco non parlare di calciatori che non assistiamo direttamente, ecco, quindi non so ecco quali possano essere le sorti di Litteri. So che c'è un interessamento del Catania, però non so fino a quanto possa essere oggi proficuo accettare una proposta della società etnea. E qui chiudo. Assolutamente no, e la domanda per te ovviamente non voleva essere questa, io ci provo, faccio il giornalista, ho l'interlocutore adatto. Ti rispondo nei limiti di quello che posso. Sì, ma lo so, io ci ho provato, dovevo farlo. Senti... Dovresti c'è la domanda al procuratore, non a me, quindi questo.
Così come non sai quest'altro attaccante che sta trattando il Cosenza. Io lo chiedo a te anche perché prima mi è sfuggito, l'avevo messo in scaletta, volevo domandarlo al buon Malena. Si parla di questo Murano del Potenza. Tu hai notizie? Io notizie di prima No, cerco. in questa direzione no, onestamente è un calciatore che conosco poco, però ritengo che non sia proprio un nome di spessore, ecco. Poi non lo so, lascio ad altri le valutazioni tecniche, questa è solo un'opinione. Quello che mi attendo da te adesso è capire, a livello ovviamente di procuratori, non solo le società sono preoccupate per i mancati introiti, ma anche per quanto riguarda i trasferimenti, come si dice, se non ci sono i cammelli, se non c'è il quibus, è difficile fare mercato. Che situazione c'è nel calciomercato dal di dentro? Tu non vai a Rimini, adesso a Milano. La situazione comunque più o meno a me mi appassa sempre la stessa. Sicuramente ci sono squadre che stanno cercando di organizzarsi in vista anche della particolarità della stagione, quindi molto probabilmente si inizierà il campionato con le rose non competitive e comunque non complete. E già questa è una notizia. Il campionato inizierà tra il 19 e il 26 di settembre, il mercato chiuderà il 5 ottobre, quindi credo che, ripeto, inizierà con delle rose incomplete o comunque che non soddisfino appieno quello che sono i progetti tecnici delle singole compagini. Saranno ovviamente avvantaggiate quelle società tipo Chievo, tipo società che hanno questo lungo parco giocatori, Benevento, giusto per fare qualche Oppure nome. comunque le società che hanno chiuso la stagione più o meno tra la fine di giugno e i primi di luglio. Assolutamente, le società di Serie C e chi veniva da là. Già da luglio ad organizzarsi per la stagione che è iniziata ieri. Assolutamente. Pippo, c'è una domanda per l'avvocato in Come realtà, no. arrivata Vai, 2 secondi tranquilla. fa. Allora, avvocato, posso darti del tu? Sì, assolutamente. Bene. Allora, i veri tifosi del Cosenza ti chiedono, non meritano questo modo di fare calcio, meriterebbero invece ambizione, programmazione e soprattutto rispetto. Cosa pensi di questo? Penso che tutti i tifosi di tutte le squadre meritino queste 3 componenti, non solo quelle del Cosenza. Purtroppo a Cosenza si vive questa situazione, c'è un presidente che ragiona in una determinata maniera e non sta a me valutare se fa bene o fa male. I risultati sono dalla sua parte, buon per lui. Ma se dovessi fare l'avvocato difensore dei nostri tifosi, io ti pungolo, tipo un secchio. No, è già difficile fare l'avvocato dei calciatori e dei procuratori. Quando c'è di mezzo la passione, penso che non ci sia bisogno del pio di un legale. Quindi faranno sicuramente fare le proprie ragioni al campo, comunque nel corso della stagione. Insomma, nominiamo una difesa d'ufficio. Sì, assolutamente. Okay. E allora, io coinvolgerei a questo punto Mister Urban, perché Mister, tu fai l'allenatore, no? Parti con un campionato, hai questi giocatori, giusto per raccontarvene un'altra, Mister Braglia da Avellino non voleva più, a un certo punto dice, si è ripetuto un po' quello che è accaduto a Cosenza, e dice, io con il campionato così non lo comincio. Si è arrabbiato, ha battuto i pugni ed è arrivato qualche acquisto perché era lì per rompere con l'Avellino. Mister Urban, un allenatore in questo periodo, quando sai che partirai sicuramente con le prime 2 o 3 partite, lo dobbiamo dire, ad handicap, a che santo ti voti? Come ti organizzi? Vabbè, questo comunque adesso è un problema generale, diceva prima il nostro amico procuratore che tutte le società partono sicuramente con delle squadre incomplete, che poi oltretutto il mercato finisce il 5 di ottobre. Questo ormai è una prassi che dura da tanto tempo, però noi dobbiamo vedere a Cosenza, possiamo parlare e dire tutto quello che vogliamo del presidente Guarascio, però la verità è una sola, che
abbiamo vinto un campionato di Serie C e ci siamo salvati 2 volte in Serie B, facendo i miracoli per l'amor di Dio, però comunque la società poi ha migliorato la squadra, probabilmente in ritardo, però di tutto per salvare il Cosenza dalla retrocessione. E ritornando ai mister, purtroppo è un momento di difficoltà per tutti si lamenteranno, però sanno che prima o poi le squadre saranno assortite con tutti gli effettivi e ci vuole un po' di pazienza sia per i tifosi sia per i mister. Ebbene, spezziamo un po' il clima, come dire, lo allentiamo un attimino perché adesso ci vediamo un grande ex che ha lasciato il calcio, però rimane nel calcio. Chi è? Chi non è? Moscardelli. Cosa ti hanno detto i ragazzi quando hai detto loro questa tua decisione, questo tuo passaggio? No, hanno detto no, ma sei meglio di tutti, perché non continui andare avanti con queste storie? No, è normale che avrebbero preferito, sono cose che si dicono in quei momenti, però sono contenti che sono rimasto, tanto alla fine siamo sempre insieme, quindi meglio che non esserci per niente, e quindi sono contenti per me. Sì, era inutile cambiare per andare a giocare chissà dove, per allontanarsi di nuovo da casa e ricominciare tutto da capo a 40 anni, quindi ho cercato questa soluzione che è rimanere, diciamo, ormai in famiglia, anche chiudendo bene con una buona stagione da parte della squadra, quindi andava fatto in questo momento. L'inizio per me in questa nuova veste, quindi come ho fatto da giocatore farò anche questo, entrerò in punta di piedi e cercherò di farmi un po' strada e dare un aiuto, ecco, che è la cosa principale. Mister Spinella, emozionatissimo, entrerò in punta di piedi. Ma non è facile perché magari quando passi dall'altra parte in maniera così rapida e veloce pensi ancora da calciatore. Lui è stato un grande calciatore sotto questo aspetto, quindi sicuramente non è facile vivere ecco, l'altra volta della medaglia, quindi è difficile, Pippo, credimi, non è facile vivere una sensazione così ed è normale che l'emozione può essere forte. Assolutamente, io adesso vorrei sentire, anzi mandare e farvi sentire la cittadinanza. Reggio Calabria si è legata molto al presidente Gallo, non si può capire, e ha dato la cittadinanza onoraria al presidente Gallo, guardate un po'. Non era scontato, non è banale, non è dovuto. Proprio per questo è degno della massima attenzione e della massima considerazione da parte della città di Reggio Calabria. Da oggi Luca Gallo non è soltanto il presidente della nostra squadra, della nostra regina, da oggi Luca Gallo è un nostro concittadino, da oggi Luca Gallo è ancora di più uno di noi. Grazie, complimenti e insomma speriamo che questo traguardo possa in qualche modo essere ancora di più foriero di nuovi successi per la nostra squadra e per la nostra città. Grazie. La regia non c'è stata con le mani in mano, ricordiamo giusto per la cronaca che ha già chiuso accordi con Menez, Krisetig, Stavropoulos, scusate ma il greco non lo leggo bene, Plizzari del Milan e Peli, ed è in trattative, sentite un po', con Falcinelli, Charpentier, ve lo ricordate, all'Avellino, Rubin, Del Prato, Calò, Nader e addirittura dichiara è il cosentino Asensio. Io prima di passare e farvi sentire un'altra campana di calciomercato, perché di un'altra società di Serie B, vorrei sentire un po' come dire, il polso della situazione, Vincenzo.
Mi hai Che chiamato dicono Vincenza. i tifosi? I nostri telespettatori che dicono? Pippo, mi sono emozionata perché mi hai chiamato Vincenza, guarda, ti dico la verità, però te li leggo subito i messaggi. Ci sono due domande interessanti in realtà. La prima ci chiedono quanto c'è di vero su un eventuale ripescaggio del Rende che si potrebbe quindi trasformare, o meglio che potrebbe trasformare il Cosenza in un Under 23 per la Serie C. Questa è la prima domanda. La giriamo immediatamente? No, ti devo firmare perché sono arrivati segnali di fumo alla regia, addirittura così sono arrivati. C'è la pubblicità, non cambiate canale, a fra poco parleremo di calcio e mercato, a fra poco. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ci siamo? Siamo qui in onda? Sì, siamo qui per la terza parte di calcio e mercato. E allora stavamo parlando, aveva fatto una domanda molto importante, secondo me, che a questo punto l'unico a cui può rispondere è solo mister Spinelli. Però, visto che abbiamo immagini freschissime, prego la regia di mandare in onda l'allenamento del Cosenza Calcio. Come tutti sapete, Cosenza Calcio sono 2 giorni che sta facendo allenamento congiunto e si fa allenamento a porte chiuse perché così prevede il protocollo sanitario per evitare problemi di coronavirus. Mister Spinelli, io una cosa volevo chiedere, tra altre cose stanno per firmare lo staff tecnico un triennale per Fischetti, Pincente e mister Occhiuzzi e si è aggiunto un'altra tua conoscenza, Moschella farà parte dello staff. Tu ci hai giocato con loro, li conosci, no? Tutto questo staff tecnico, come dire, a cosa punta mister Occhiuzzi ad avere, come dire, queste competenze? Tra altre cose Occhiuzzi è stato ammesso al corso UEFA B, quindi può allenare A e B. Allora, quindi... Pippo, dopo il lavoro che è stato svolto, ma lo ripetiamo, non solo quest'anno, anche negli anni addietro, forse era il minimo che si potesse fare per questi ragazzi che hanno una professionalità fuori dal normale e oltretutto un attaccamento verso questa maglia che non sto qui neanche a dirlo, quindi era il minimo che si potesse fare. A questo si aggiunge un altro calciatore importante, oggi tecnico comunque della Primavera del Crotone, ma nonché anche secondo in Serie B e in Serie A del Crotone, di allenatori importanti, quindi può portare sicuramente allo staff tecnico un po' di esperienza in più sotto il profilo proprio dell'organizzazione, al di là del fatto, come hai detto tu, ho avuto il piacere di allenarli entrambi l'anno che abbiamo vinto il campionato proprio a Rende, sia Moschella che Roberto, facemmo un'annata indescrivibile, veramente eccezionale, quindi gli auguro il meglio veramente che possano fare sulla piazza di Cosenza. Assolutamente, però stai glissando alla grande, da ex allenatore del Rende, questa possibilità di avere, come dire, l'Under 23, che avere questo gemellaggio, questa fusione, chiamiamola come vogliamo. La domanda che ci ha fatto il tifoso. Ma guarda, è normale che ci auguriamo che da questo punto di vista il Rende possa comunque essere riammesso al campionato professionistico, quindi questo al di là magari se ci potrebbe essere l'unione o meno, ci farebbe solo piacere che potesse partecipare a un campionato professionistico, perché io l'ho sempre detto, più siamo in Calabria e meglio è, lo diceva Attilio precedentemente, abbiamo molta più visione perché il calcio sotto questo aspetto, a iniziare dal Crotone della Serie A a finire a tutte le squadre più importanti, danno sicuramente molta più visibilità alla nostra Calabria. Lo ribadiamo, se lo ricorda forse anche Alberto sotto questo aspetto, se ne parla da tanti anni, ormai si parla di una città unica, quindi sicuramente il progetto potrebbe essere un progetto bello, importante, proprio in virtù di un allargamento che è quello del settore giovanile, dove avere una squadra, in questo caso potrebbe essere l'Under 23, che ti dia la possibilità
visto e considerato comunque il budget ridotto che il Presidente comunque consegna al nostro direttore, ci potrebbe essere la crescita di questi ragazzi a livello di Serie C per poi approdare in un campionato importante, quello della B. Quindi se ne parla, so che ci sono stati dei contatti un po' di tempo addietro, però purtroppo ancora oggi è nulla di fatto. Quindi lo abbiamo detto anche precedentemente, a volte esistono due generi di presidenti, uno che ha grandissimo entusiasmo e l'altro che è molto razionale. Nessuno dei due ha ragione e nessuno dei due ha torto sotto questo aspetto. Te ne lavi completamente le mani. Non è che me ne lavo le mani, sicuramente, come ho detto prima, mi piacerebbe che si potesse fare un'unione sotto tutti i punti di vista, mi pare giusto, perché darebbe la possibilità, visto e considerato che, e qui mi fermo e sostengo sempre una mia ipotesi, il Cosenza Calcio deve assolutissimamente rinforzare quello che è il discorso del settore giovanile, perché da qualche decennio da Cosenza non esce più nessuno, eppure la Calabria sotto questo aspetto è stata ed è una fucina di campione. Non vedo il motivo e il perché, visto e considerato che magari soprattutto in un momento così particolare, che l'abbiamo già detto in trasmissione, dovuto al Covid, dovuto a un budget un pochino limitato, non ci fosse la possibilità di poter far esordire qualche ragazzo importante, e credimi, di ragazzi ce ne stanno tanti. E allora, prima di sentirci, volevo farvi sentire Mister Oddo che, retrocesso con il Perugia, è andato a finire a Pescara, però prima di lui volevo sentire sia Alberto Urban che l'avvocato Pulice, perché questa storia dei giovani e del Rende, Mister Urban, quanti anni sono che si parla di gemellaggio, di fusione col Rende? È da tanto tempo. Io concordo su tutto quello che ha detto Andrea. In primis sullo staff che va con Roberto Chiuzzi, perché è uno staff molto preparato, molto legati alla società del Cosenza, e poi secondo me unire queste due forze, Cosenza e Rende, secondo me è importantissimo per la crescita dei giovani. Credo sia il momento giusto per farlo, anche perché dobbiamo valorizzare questi giovani. Diceva Andrea, sono tanti anni che non esordisce un giocatore nel Cosenza. Io dico che dobbiamo creare questo grosso settore giovanile, perché è fondamentale per il Rende e per il Cosenza. Dunque speriamo sia la volta buona per poter fare questa fusione e creare questo grosso settore giovanile. Avvocato, ovviamente a questo punto l'avvocato Pulice può darci più, anche dal punto di vista giuridico, che strada si può percorrere. Secondo te è una strada percorribile questa della fusione? Ma non lo so, credo che Cosenza abbia una storia, Rende ne abbia un'altra. Io per la vedo personalmente credo che siano due cose che debbano rimanere distinte e separate. Poi non so quali siano i progetti del presidente Coscarello e Guaraci, però per quel che mi compete e per quello che penso, ripeto, sono due cose che devono rimanere distinte e separate. Io invece a te ti vorrei tirare fuori qualche nome, perché so che stai in calciomercato col Crotone, so che avete diversi giocatori, però io un nome da te lo voglio chiedere. C'hai qualche, come dire, dobbiamo aspettarci qualche exploit, così si dice? Ma per exploit che cosa intendi? Che il Crotone possa arrivare a un grandissimo nome? Credo di no. Esatto, io so che Brenna non ci ha mai lasciato a bocca asciutta nella storia e nella tradizione, però che il presidente Brenna e lo staff del tecnico del Crotone voglia allestire una rosa competitiva per la Serie A, così come ha fatto nella stagione sportiva 2016-2017, sicuramente sì. Assolutamente. Allora, ci sentiamo subito Mister Oddo, che è salito sulla panchina del Pescara, l'hanno presentato da poco, però già comincia a fare dei distinguo. Sentiamo subito. Se una società prende i giocatori importanti vuol dire che vuole fare le cose fatte bene, ma non necessariamente direttamente proporzionale a poter vincere un campionato, perché la storia del calcio ci insegna che ci sono state e ci sono tuttora tante squadre super attrezzate che poi alla fine non ottengono risultati, e mi ricollego
al discorso di prima. Per poter fare qualcosa di importante non basta la squadra, non basta l'allenatore bravo, non basta il direttore sportivo bravo, ma servono una serie di componenti che fanno sì che tutto sia perfetto affinché le cose possano andare bene. Le persone intelligenti si possono attenere solo alla realtà dei fatti. La realtà dei fatti è che il Pescara si è salvata in Serie B ai calci di rigore nei play-out, che ha perso dei giocatori importanti che aveva l'anno scorso e che in questo momento siamo in totale ricostruzione e quindi non ci può essere obiettivo in questo momento. Il nostro unico obiettivo, l'unica cosa che mi ha chiesto il Presidente, correggimi se sbaglio, è provare a giocare a calcio, a giocare bene al calcio. Io penso che questa sia la priorità. Non lo so se è la stessa domanda che gli ha fatto Vrenna o il Presidente del Perugia quando ha allenato Crotone e Perugia. Non lo so, gli auguriamo buona fortuna, mister Otto, buona fortuna, soprattutto prima di passarti la palla, Michele, come hai detto, Vincenzo, vivi. Io volevo stuzzicare perché mister Spinelli a mister Urban si conoscono, ma tu te lo ricordi mister Urban da giocatore? Io avevo 17 anni quando feci parte di quella splendida squadra che ancora oggi si ricordano tutti quanti, quindi ero un ragazzo che facevo parte di questo gruppo e quel folletto, lo chiamo io, era imprendibile, non sapevi mai, compreso l'allenamento. Alberto, non sapevi mai se temporeggiare, se affrontarti, se temporeggiavi tu ci puntavi, non sapevi se andavi a destra, a sinistra, ti affrontavi. Lo affrontavi Pippo e lo dovevi solo picchiare, ma nonostante tu lo picchiavi, tu lo picchiavi, lui era di gomma, si alzava sempre, quindi dice forse non l'ho preso, quindi era un qualcosa di incredibile e che, ecco perché dico questo, un ragazzo come me che faceva parte all'epoca oltre di splendidi professionisti, di uomini veri, aveva solo da apprendere, aveva solo da imparare. Quindi collocare 4-5 ragazzi in un gruppo di professionisti non c'è altro che la crescita degli stessi ragazzi che poi mi hanno dato la possibilità sicuramente di esordire in B e di fare qualche presenza in C e qualche campionato. Quindi io gliene sono grato a quel gruppo perché mi hanno insegnato tantissimo. Mister Urban. Troppo buono Andrea oggi, dai, è troppo buono. Ma è la verità, Alberto. Quante botte hai preso in campo? Io mi ricordo che Di Marzio una volta scese in campo, voleva menare l'avversario che ti stava combinando proprio nero, o no? Ma guarda, quello che gli hanno fatto a Salerno, Alberto, era incredibile. È vero, ma era un calcio un po' più maschio una volta, dove veramente il calciatore non era neanche tutelato, prima di ammonire l'avversario doveva fare 6, 7, 8 falli. Adesso... secondo me se lo trasportiamo nel calcio attuale, l'entrata, faccio un nome, di Cocco a Salerno gli avrebbero dato un girone d'andata di squalifica. Difatti i giocatori adesso sono molto tutelati perché vediamo anche poi gli avversari dopo la prima ammonizione hanno tantissima paura a entrare dentro perché per paura di prendere subito il secondo giallo ed essere espulsi. Una volta si era poco tutelati e questo permetteva un po' un calcio un po', non dico violento, ma cattivo, sì, questo è vero. È cambiato. Basta. Dovete smettere sto duetto fra voi due. No, sto scherzando, continuo. No, Vincenzo, tocca a te, anche perché mi pare pure giusto che sentiamo un po' la voce dei telespettatori. Allora, un'altra domanda, a dire la verità, per il nostro avvocato, che chiedono una puntualizzazione e di conseguenza anche un parere dal punto di vista prettamente giuridico. Avvocato, ti chiedono come dobbiamo muoverci con i vecchi abbonamenti, quindi per le 6 partite perse e non godute. Dai un consiglio, ormai sei diventato l'avvocato dei tifosi, ti hanno nominato così. Non lo so se la società farà uno sconto sul nuovo abbonamento, rifonderà
le singole partite, però insomma sicuramente è un problema di tutta la società, avvocato, ti levo le castagne al fuoco. Ovviamente, visti i tempi del Cosenza, però è un problema di tutte le società, almeno non se la non è solo il col Cosenza. gadget come hanno fatto 2 anni fa per la partita col Verona. Ne hanno parlato in Consiglio federale, è un problema di tutte quante le società, lo affronteranno a breve, ma giustamente i tifosi vogliono un po' sentire, come dire, le varie società che determinazioni prenderanno. Pippo, proprio sugli abbonati invece arrivano messaggi dai nuovi abbonati, quindi da coloro che vorrebbero abbonarsi quest'anno, e chiedono se ci sono novità. Possono abbonarsi per entrare allo stadio? La linea di massima è che ci stanno provando, cioè le società di Serie D potranno avere 1000 spettatori a partita. Adesso non si capisce come, da dove esce fuori questa cosa, però c'è questa intenzione. Si sta parlando dei spettatori che potranno accedere al campo, ma si sta anche parlando, un'interlocuzione viene fatta dalle società con i possibili gestori dei segnali video, perché ovviamente si è incrementata la piattaforma e l'utilizzo delle varie piattaforme TV, internet e così via dicendo. Adesso bisogna vedere che soluzione si trova. Qui purtroppo il problema è grande ed è irrisolvibile, ci vorrebbe veramente la palla di vetro, perché come tutti sapete il problema rimane la contagiosità dei contatti. Tra altre cose già Guaracia si fece avanti dicendo lo stadio Marulla è uno dei più grandi stadi di Serie B, potrebbe contenere 25.000 spettatori, se noi dividiamo per, come dire, diviso 4 o 5, insomma quei 3-4.000 si potrebbero anche fare. Tutto dipende da cosa dirà il Comitato Tecnico Scientifico e che decisioni prenderanno, perché questo è il tema caldo di questi giorni che avrà il Consiglio federale, che tra altre cose nell'ambito della presentazione del calendario di Serie A è stato annunciato che ci sarà finalmente una sola CAN fra A e B, cioè un solo gruppo di arbitri, quindi potrà capitare che un arbitro di grido venga a giocare la partita di grido della Serie B, un arbitro di grido di Serie A. Questo secondo me è a tutto vantaggio dello spettacolo e anche della qualità dello spettacolo offerto, tra le altre cose. Io sono ancora con te prima di passare alla Serie C, perché abbiamo mi pare anche giusto, perché noi abbiamo telespettatori in tutta la Calabria, abbiamo 2 servizi, uno su Catanzaro e l'altro su Vibo, e ci sentiamo prima se c'hai qualche domanda. Assolutamente dopo sentiamo sì. I servizi. Ho un'ultima domanda, mi chiedono se Pettinari, mister, questa è per te, in realtà sarebbe proibitivo portarlo a Cosenza e se sì, in che modalità? Ma guarda, le modalità magari non le conosco, però non le sicuramente no, non conosco le qualità dei portafogli, parliamoci chiaro, perché sicuramente è un attaccante che potrebbe fare a caso del Cosenza, però ripeto, a volte si devono incontrare le parti. Da una parte uno chiede, dall'altro uno dovrebbe dare, quindi sotto questo aspetto solo e soltanto gli addetti ai lavori che formulano la trattativa riescono a fare un qualcosa del genere, però penso che possa essere un attaccante che possa fare per le casse e il gioco del Cosenza. E allora possiamo sentirci subito Foresti e il nuovo arrivo del Catanzaro Branduani, può partire subito l'RVM, ci sentiamo Foresti, il direttore generale del Catanzaro. Si sta lavorando, come tutti vedono, con una squadra ridotta, e infatti sotto questo punto di vista vorrei assolutamente tranquillizzare tutta la tifoseria e tutta la gente di Catanzaro. Il direttore Ceri sta lavorando H24, lo sto aiutando molto sotto questo punto di vista, perché abbiamo intavolato moltissime trattative che a breve sfoceranno in qualcosa di buono, quindi ci vuole tempo, è un mercato strano e difficile quello di quest'anno. Il dopo Covid ha ridotto i budget di tante squadre, quindi giocatori in uscita chiaramente
possono uscire solo se gli altri liberano i posti. Sicuramente è una piazza molto bella, molto ambita, si punta a fare calcio vero, i tifosi vivono di calcio, l'obiettivo è quello comunque di cercare di portare il Catanzaro dove deve stare nelle categorie superiori, e spero di avere la fortuna di contribuire al massimo per questo grande obiettivo. Branduani, lo ricordiamo, gli parò i rigori e il Catanzaro uscite, però lasciamo perdere. E se l'hanno preso giustamente come quando i grandi giocatori ti segnano, poi diventano obiettivo del mercato successivo, grande portiere comunque. E mister Urban, hai sentito anche tu il direttore generale del Catanzaro, finiamo la squadra, cioè non è che è vero, il Catanzaro si è fermato prima, però anche lui si sta guardando intorno, tant'è che Gerry ha detto voglio prima valutare quello che abbiamo in casa. Abbiamo sentito Foresti adesso, abbiamo sentito Oddo, abbiamo sentito Stroppa, abbiamo visto che tre ne abbiamo sentiti e tutti è il problema comune, voglio dire, è un momento di difficoltà, è un momento il dopo diciamo, purtroppo il problema che abbiamo avuto che ha inciso molto anche sulle società, sono un po' tutte in difficoltà, però tutte garantiscono che prima o poi le squadre vengono fatte, però tutte adesso fino al 5 di ottobre, quando terminerà il mercato, le squadre saranno ancora in difficoltà, ecco, bisogna pazientare, certo, tutti noi vorremmo, come gli allenatori, come i tifosi, subito la squadra pronta già per il ritiro, ma questo in questo momento non è possibile. Dunque è una difficoltà comune e prima o poi tutti lo risolvono. Non solo questo, quanto la Serie C, e adesso ci sentiamo subito mister Galfano, nuovo allenatore della Vibonese. La Serie C quest'anno ha anche un altro limite, 22 giocatori in rosa, quindi significa che se sbagli 2 o 3 acquisti, ciao ciao campionato. Sentiamocelo a Galfano. Quando siamo arrivati ho ringraziato i ragazzi per questa prima settimana perché si sono messi a disposizione con grande umiltà e questo è importante. Quindi è normale che dobbiamo lavorare, c'è molto da lavorare, dobbiamo completare la squadra, però già questa dimostrazione di umiltà, di voglia di mettersi in mostra è importante per un tecnico. È una squadra operaia, è una squadra che si gioca le partite sempre con grande umiltà, è normale che quando prima devi provarla a vincere, se non riesci devi cercare di non perderle, però la mentalità deve essere quella di andarsela a giocare con tutti, con grande umiltà, senza paura. Il Presidente sa cosa ci vuole, abbiamo le idee abbastanza chiare, non abbiamo fretta perché non possiamo sbagliare niente e poi con grande umiltà vediamo, col lavoro, con l'umiltà vogliamo stupire. Ecco. Già siamo retrocessi, ma io credo che l'ho sempre detto, la Vibonese non è di Galfano, non è di Caffo, è della città, quindi non abbiamo bisogno di tutti, e dico tutti perché come ho detto prima è un dono, che bisogna tenerselo stretto. Ecco. Assolutamente, bisogna anche fare i complimenti al Presidente Caffo che sta spendendo soldini. Vi ricordo che tutte le società professionistiche sono tenuti a rispettare il protocollo sanitario, sono all'Orica dal 25 agosto, i ragazzi della Vibonese, sono soldini che bisogna fare tutti i controlli, i test, i tamponi, e il Cosenza è già al terzo serie di tamponi e di sierologici, tutte le società lo fanno, tra le altre cose c'è il limite, con le amichevoli si può giocare solo con squadre che rispettano il protocollo sanitario, insomma siamo ancora in un mondo che purtroppo a mio avviso non è quello del calcio, ma così è, e così come sottolineava mister Urban ci dobbiamo abituare perché avremo un avvio di campionato col freno a mano tirato. Vincenza. È proprio per mister Urban, qualche nome per l'attacco del Cosenza, mister, lo vogliono assolutamente da te. Oddio, di nomi non è facile fare in questo momento. Io dicevo prima, c'è il direttore molto preparato e quindi lì c'è da valutare il valore dei giocatori, però c'è un budget da rispettare, questo solo la società lo sa, dunque dobbiamo solo essere fiduciosi nel lavoro del direttore. Assolutamente, io volevo dire all'avvocato Pulice, tra altre cose, non tutti ricordano il lavoro di Trinchera. Trinchera
che se ne dica, ha centrato 3 campionati di fila, nel senso che ha vinto il campionato DC, ha vinto, che per me salvarsi e vincere, con degli organici e dei giocatori che hanno fatto la differenza, perché alla fine i giocatori si sono salvati, non è che il Cosenza ha avuto il colpo di bacchetta magica. Sudore, tanta corsa e tanta qualità, bisogna dargli atto a Trinchera, e di questo volevo chiedere ovviamente mai giudizi, però sempre pareri. Avvocato Pulice, non si può biasimare assolutamente il lavoro del direttore sportivo, che ovviamente poi risponde a esigenze societarie. Se la società ha un budget che non è che può crescere dalla sera alla mattina, cioè chi scende alla Serie A acchiappa un paracadute di 15-20 milioni e lo può investire nel mercato. Chi sta crescendo man mano come il Cosenza, ovviamente il borsellino non è che sia poi tanto largo. Avvocato Pulice. No, assolutamente, credo che il direttore Trinchera in questi 3 anni di Cosenza abbia compiuto 3 miracoli, quindi bisogna dare atto del lavoro e dell'enorme sforzo che ha compiuto, perché davvero non credo sia stato facile riuscire a reperire sul mercato delle pedine, tra virgolette, a buon prezzo, poi funzionali a quelli che erano gli obiettivi del Cosenza, ossia la promozione 3 anni fa e le 2 salvezze negli ultimi 2 anni. Assolutamente, siamo in chiusura e devo passare subito la palla a tutte e 2. Chi ve la giocate? Vai mister. Al mister Spinelli. No, ma è giustissimo quello che è stato detto fino adesso, perché al di là di tutto, lo diceva Alberto precedentemente, non dobbiamo essere tifosi, perché poi alla fine il Presidente ci mette la razionalità e comunque sono 3 anni che ci sta facendo vivere situazioni importanti, quindi lasciamolo lavorare con calma, perché il tifoso è normale, mette la passione, la voglia, tutto quello, crede in qualcosa di importante, però alla fine è importante tenersi la categoria. Mister, io ti devo interrompere perché siamo in chiusura e ti dico che ti hanno fatto un sacco di complimenti, quindi dicendo che sei una persona oltre che professionale, umile e per bene, quindi grazie per essere stato con noi e grazie anche a tutti quelli che hanno scritto per il nuovo look. Vedi Pippo, si ricordano il mio nome e dicono anche che ho un bel look oggi. Quindi... Complimenti, finalmente hai levato l'estension, dai. Quindi insomma, grazie a tutti. Va bene, allora siamo in chiusura, io ringrazio veramente di cuore con un abbraccio mister Alberto Urban, in bocca al lupo, che ti devo dire, io aspetto che tu mi chiami, mi hanno dato una panchina mister, io sto aspettando. Un abbraccio a tutti, ciao Andrea. Ciao. Ciao, grazie all'avvocato Pulice, grazie avvocato, sempre preziosissimo con i tuoi consigli. Grazie a voi. E allora, io vi ricordo che comunque calcio e mercato è tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 15, solo qui su TEN, e vi do appuntamento a domani, perché comunque si continua, c'è Franco Segreto, stesso orario, stesso programma, come sa anche la mamma. Ciao, alla prossima!